In questo momento stiamo procedendo a fare i tamponi a tutti i dipendenti di casa albergo. I residenti positivi, sia sintomatici che asintomatici, li stiamo seguendo con attenzione, sono stabili. Il nostro obiettivo, il nostro pensiero principale è sicuramente la loro guarigione. E l'auto dell'ULSS 2 parcheggiata all'esterno racconta bene l'attenzione sanitaria all'interno della casa albergo. Dopo 8 mesi di impunità anche l'Isola di Treviso accusa i primi 24 casi di Covid, tutti dentro la struttura di Piazza del Grano. 8 anziani autosufficienti di cui uno solo con sintomi, 13 non autosufficienti di cui 10 asintomatici e 3 operatori senza sintomi. Voi naturalmente avete messo in atto il protocollo. Sì, il protocollo sanitario stabilito con ASL e la netta divisione tra le persone che sono positive e le negativizzate, tutto il protocollo che seguiamo per quelli che sono positivi, perciò massima divisione. È interesse nostro chiaramente che il virus sia circoscritto, definito e che non circoli più per casa albergo. Si cerca anche di risalire da dove sia arrivato il contagio, sicuramente da un vettore asintomatico o da un ospite che ha avuto contatti all'esterno. Intanto struttura sigillata con portoni chiusi e qualsiasi contatto e anziani seguiti costantemente dal personale interno. Qual è il clima degli ospiti? Ma io ho visto stamattina qualche ospite, o meglio intravisto, e li ho visti abbastanza sereni, che facevano la loro vita normale, perciò da questo lato vedo serenità. Attenzione massima anche nelle altre strutture, in particolare per le visite dei familiari. C'è la questione dei tamponi, capendo se questo è il sistema migliore oppure se torniamo alla finestra, che è un sistema che non ci pone il tampone ma riusciamo a far più visite ai familiari.